Ne Bettina, Bettina. È venuto sto dottore, sì o no? Signore mio, io l'ho telefonato 2 volte, ma non è in casa. La cameriera ha detto che appena rientravo faceva venire. Avessi sbagliato il numero. Non signore, come avete detto voi, dottor Malaguri Scarogna, Vico degli Afflitti 65, telefono 17 48 e 73. Non vi potete mai sbagliare. O chianta, a disgrazia, ospedale o morto che parla. Ah, e telefono è un'altra volta. Io mi sentivo morire. Ma subito chiamo. Sta buona acconciata per festa, signore mio. O vedete qua, chi sta sarà Oh, X? alla porta. Fa un press. Favorite, favorite, accomodatevi. Buongiorno, dove sta il paziente? Oh, paziente ha perduto la pazienza. Eccolo qua. Dottore mio, io vi sto aspettando che i braccia aperte. Eccomi qua, sono a voi. Ditemi tutto. Io va grind, va a fare un caffè. No, no, Bettina, non mi lascia solo. State vicino a me. E poi va a spugliare. No, signore, basta che si tolga solo la giacca del pigiama. Ce la facciamo a mezzo busto. E che hai fatto? Una fotografia? Dunque, di che si tratta? Dottore mio, io mi sento più alla cacca. E facetevi più sotto. Fate silenzio voi. Ditemi, cosa accusate? 3-3 e a Napolitana a coppa. Stiamo facendo 3-7. Io voglio sapere cosa vi sentite. Tengono peso in capo. Una reterina nata in coppa o stomaco. Se mi sa fare portabagaglio, signore mio. E di che natura sono sti pesi? E che ne sacci? O certo è che il male c'è. Va, viene, cessa, ricessa, ricessa e muore, ricessa e muore. E che stai la canzone? Silenzio, vi ho detto. Vediamo un po'. Respirate. Più forte. E sciudava in da stallo. Dite 33. 33, Ancora. 33, Ancora. 33. Ancora. A dove volete far arrivare? Che già sta a 99. Ho capito, va. Che dite, dottor? Sto male combinato? Sì. Voi tenete un focolare che sta posta appicciata a reterina. Oi, oi. I mandicetti si sono infiammati e gli organi non funzionano più. E chiamate i Ma pompieri. devo stare zitto, no? E che l'hai che si sono appicciate i mandicette? E voglio dire che c'è un'infezione broncopolmonare, per cui si sono infiammati gli organi respiratori e la respirazione non è libera. Oh, mamma mia bella. Ossigeno ne avete? Sì, ci sta la bottiglia dell'acqua ossigenata. E ce la metto in capo a sorda, la fai il capello biondo. Ma io sono non tengo. E a domanda, ma voi avrei come facevi a dire? Dottor, parlate con me, non è da urenza a questa. Datemi un po' di E carta. capita fa. Datemi un po' di carta, mi serve. E chiaro, ci sto lollo nel tuo gabinetto. Ma cosa hai capito? Io voglio un foglio di carta per fare la ricetta, perché ho dimenticato il ricettario a casa. Ah, io credevo che voi volevate... No, signore. Ecco qua. Sicché, come stanno le cose, non posso mangiare niente, dottor. Qualche cosa, sì. I maccheroni vi piacciono? Avete voglia, se ne scende un piazzo qui la volta. E Kill non l'ha dato qua più. A carne o pesce vi va? Come no? E ve la vita scordata solamente. Ah, Piuttosto che so, qualche pizza al forno fatta con olio e pomodoro vi piacerebbe? come? Che le ha così saporite? E non va potete mangiare. Pure. Pane, frutta, caffè, vino, liquore, sigarette, queste sì. Ah, che sto posso avere? Queste sì, non stesse malato o potesse avere, ma mo no. E allora che può venire? Penicillina, solo penicillina, una fiala ogni 4 ore. Arrivederci. Dottor, e quando ci vedremo un'altra volta? Il 2 novembre, o Camposanto. Allora già morì. Per forza, voi tenete un numero che si chiama Scarogna, se caso Vico degli Afflitti 65, o numero di telefono a comincia con 17, che volevo sperare più? Preparatevi la casciulella e ghiate venne. Te ne vai tu esso, sa? Io no. Io mi chiamo Suariel. Appiro tutte e fiascatelle. Corna a te, 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 corna a te.